Eccoci qua. Allora, dovremmo avere il collegamento, quindi lo voglio salutare. Fulvio Dal Zio della segreteria dello SPCGIL, ben arrivato. Sì, salve, buongiorno a Eccoci tutti. qua. Mi spiace Allora, non essere presente in studio, ma non cause c'è forza problema, maggiori. validamente sostituito e supportato dalla Assolutamente, bravissima assolutamente. Beatrice. E Allora, credo che ti farebbe piacere continuare con lei. no, 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 meglio integrare così non la distruggiamo, che abbiamo infatti abbiamo parlato molti argomenti molto interessanti. Allora, lo SPCGIL si colloca nella manifestazione degli antifascismi come? Abbiamo parlato già con gli studenti medi e voi invece che apporto, come vi ponete insomma? Ma noi ci poniamo in maniera convinta, è nel nostro statuto, nel nostro DNA, quello di essere antifascisti come organizzazione, ma anche come persone, come individui, insomma, quindi è una cosa nota. E mi preme sottolineare, esprimo anche un'opinione personale, se vuoi, cosa significa per me essere antifascista, che non è un retaggio del passato, ovviamente significa essere contro un regime autoritario, totalitario che ha condotto l'Italia al disastro della guerra, un paese invaso da tutte le nazioni del mondo, da tutte le razze, insomma, una situazione assolutamente disastrosa. Essere antifascisti significa per me essere portatore di valori sanciti dalla nostra Costituzione, che sono valori, il valore della libertà, della solidarietà, della democrazia, della giustizia sociale, insomma, tutti i valori iscritti nella nostra Carta Costituzionale che è frutto della lotta di liberazione del 25 aprile, insomma, quindi richiamarsi alla Costituzione non ci si può che definire antifascisti e riconoscere il valore del 25 aprile. Fintanto che non ci sarà questo passaggio, io dubito che nel nostro paese, come dire, si possa arrivare a una tranquilla, a una dialettica normale, insomma, perché l'Italia, probabilmente anche per ovvie ragioni, che non sto qui ad approfondire, noi non abbiamo fatto come nazione i conti fino in fondo con cosa ha significato il fascismo. Il fascismo non è stato solo le leggi razziali, le deportazioni dai ghetti, nei campi di sterminio delle popolazioni di religione ebraica. È penetrato nel profondo in tutte le pieghe. Rocco Alfredo, insomma, che è famoso per il codice Rocco, insomma, ma è stato l'architetto delle istituzioni fasciste, insomma. E il fascismo in Italia, non avendo mai fatto i conti sul piano storico e valoriale fino in fondo, fino a qualche anno fa era un elemento carsico, no? Che non emergeva, c'è sempre stato, ma non era mai emerso. Poi le cose, la storia cambia, i partiti si evolvono in bene o in male, non stiamo qui a giudicare e sono emerse, ripeto, certe pulsioni, certe prese di posizioni che nel profondo della nostra società, proprio perché non abbiamo mai fatto i conti fino in fondo con cosa ha significato e cosa ha comportato il fascismo nel nostro paese, sono riemerse. Teniamo conto che il fascismo nasce in Italia e siamo noi che lo esportiamo. Lo esportiamo in Germania, Hitler era infatuato, si può dire, di Mussolini nei primi tempi. Il Interrompo di franchismo, nuovo perché i come sempre... colonnelli greci, insomma, quindi, insomma, e noi, ripeto, con quella storia non abbiamo fatto i conti fino in fondo, che è penetrata nel profondo, in tutte le pieghe degli aspetti sociali e culturali del nostro paese.
Però, e metto sempre a fare l'avvocato del diavolo un po' per provocarvi, è un fatto storico. No, Permane un fatto storico, o per voi no, non permane è un così fatto assolutamente? storico, però siccome ripeto, quando io dico che per me essere antifascista significa sostenere tutti i giorni valori come la solidarietà, la giustizia sociale, l'uguaglianza, la libertà, la democrazia. Eh, cioè, quando chiaro che questi valori poi vanno, come dire, non dico adeguati, ma vanno rinnovati rispetto anche alle nuove situazioni, penso al fenomeno dell'immigrazione, eccetera, ma noi episodi di violenza, di squadrismo, cioè, anche i giornalisti sono stati oggetto di pesanti attacchi, violenti. Penso alla redazione dell'Espresso, di Repubblica, cioè anche quando assistiamo alle manifestazioni di questi giorni, quando per- in alcune situazioni si usano violenze anche contro i giornalisti, contro i lavoratori della comunicazione, sono segnali che indubbiamente io penso non siamo in una condizione per arrivare agli anni bui del ventennio, però sono situazioni allarmanti su cui non bisogna assolutamente, che non vanno assolutamente sottovalutati. Guardate che l'assalto alla CGIL, la distruzione, è un fatto in sé preoccupante. A me quello che ha colpito di più, oltre al fatto che Piazza del Popolo era piena e tutta una serie di cose, è il fatto che Fiore e Castellino erano, non so se sono entrati, lo stabilirà la magistratura, ma erano così alla luce del sole, quasi come fossero sicuri di godere di una sorta di impunità. E siccome nella storia di questo paese, quando si assaltano le sedi sindacali, non solo quello della CGIL, perché quello è stato quello più eclatante, perché la CGIL nazionale ha il valore simbolico, ma tutte le nostre, molte sedi, anche di CISL e UIL, sono state oggetto di attenzioni particolari, di atti vandalici, di attacchi squadristici, la cosa non va assolutamente sottovalutata, può sempre ritornare, Ecco, ma quindi è penso che abbiate meglio anche, stare. certo, penso che abbiate anche analizzato a fondo questi gesti, questi atti, simboli cioè il simbolo che poi rappresenta il sindacato. Che cosa secondo voi sta dietro, e quindi perché un'ostilità, un accanimento proprio nei confronti delle sedi delle parti sociali? Ma sai, a me non piace fare dietrologia quello che si definisce il complottismo, ecco, non mi appartiene, insomma, e, e sto attento. E certo che da una parte internet, i social, che sono uno strumento straordinario perché ti permette di essere collegato col mondo, però dall'altra parte ha disintermediato tutti i rapporti, per cui anche uno su internet o sui social scrive quello che vuole, viene messo in discussione l'autorità, la valenza degli studi scientifici, e ne vediamo di tutti i colori. Quindi c'è questo aspetto. Dall'altro io credo che nella storia, ed è un tratto distintivo della storia d'Italia, almeno dell'Unità d'Italia, quando si attacca violentemente il mondo del lavoro, questo poi è propedeutico a situazioni ben più pesanti. Ripeto, io non voglio ritornare, non penso che ritorneremo a quelle situazioni, però non vanno nemmeno sottovalutate, Chiaro. assolutamente. E quindi occhi, orecchie ben dritte. Noi adesso riprenderemo ad andare nelle scuole assieme all'ANPI, insieme alla rete degli studenti, per appunto ragionare su un tratto particolare della storia d'Italia, insomma, perché il ventennio fascista inizia con l'assalto, con la distruzione delle camere del lavoro, con l'assassinio da parte di molti capilega,
non c'è solo quello di Matteotti o di Fratelli Rosselli e di Gobetti o di Amendola che muore in conseguenza di violenze subite. Ci sono anche moltissimi capilega, contadini bianchi e rossi, usiamo questa determinazione, che sono stati assassinati dalle bande fasciste. E poi c'è una storia anche nel dopoguerra, insomma, perché noi, insomma, certi tentativi di colpi di Stato, insomma, non sono frutto di fantasie. Poi ci sono interpretazioni storiche, ma insomma, la storia dei servizi segreti deviati in questo paese c'è. La strategia della tensione c'è stata ed è stata usata per, come dire, colpire, cercare di intimidire il movimento dei lavoratori che in quegli anni aveva gran forza, così come il terrorismo rosso era sempre quello di, come dire, di rompere, insomma, Chiaro, sì. quel legame che c'era tra il mondo del lavoro e il sindacato. Il sindacato è sempre stato nella storia anche del dopoguerra, ma anche prima, una barriera contro le avventure totalitarie. Noi siamo sempre stati a difesa delle istituzioni democratiche. I lavoratori nel 43-44 sono stati gli unici in Europa che hanno scioperato e hanno pagato prezzi, perché tanti sono stati deportati e non hanno fatto più ritorno. Quindi la Repubblica la sentiamo nostra, la Costituzione la sentiamo nostra, e quindi noi ci siamo sempre messi a difesa delle istituzioni democratiche, questo ci viene riconosciuto, anche perché siamo consapevoli e convinti che solo in un processo democratico le istanze dei lavoratori e dei pensionati possono trovare, come dire, avere spazio e trovare soddisfazione. In un regime totalitario assolutamente no, non è così, basta le storie che parlano. Torniamo su questi discorsi, poi ci allacciamo anche all'importanza dei giovani, la vostra relazione che c'è tra generazioni e quindi l'apporto che viene dato, facendo interagire anche la studentessa che è qui con noi e naturalmente anche lei, segretario. Andiamo in pubblicità, pochi secondi.